tutti quelli che lo dicono sono miei discepoli, perché lo dico da anni, infatti non sto firmando decreti, avrebbero diritto a 1200 ettari all'anno, ma io non firmerò anche quest'anno l'autorizzazione, sono convinto che ci siano sufficienza vigneti a Prosecco. Stop a nuove piantumazioni di Prosecco. Il presidente della Regione Veneto è categorico ed ha ribadito il concetto di fronte ad oltre 1000 produttori delle DOC e delle DOCG venete. A 10 anni dal decreto ministeriale che ha tutelato l'uso esclusivo del termine Prosecco all'area delle colline di Conegliano e Valdobbiadene e delle 5 province venete di Treviso, Venezia, Padova, Vicenza e Belluno, oltre alle 4 province del Friuli Venezia Giulia, i viticoltori del Veneto hanno conquistato il mercato mondiale, separando la denominazione del vino Prosecco da quello della varietà della vite Glera. Oggi nel mondo vengono vendute oltre 600 milioni di bottiglie, più dello champagne. Ora la tutela del prodotto, secondo Zaia, passa attraverso lo stop a nuove piantumazioni per la valorizzazione UNESCO dei 9700 ettari dell'area collinare tra Conegliano e Valdobbiadene. Abbiamo oltre 24.000 ettari di uva Glera che non può produrre Prosecco perché non è autorizzata, prosegue Zaia. Qualora mancassero quantità di Prosecco sul mercato, si rivendicherà per quell'anno l'eventuale presenza di uva che viene da quei vigneti.